Si è difesa a mani nude parando i colpi che potevano arrivare anche più in profondità ed essere letali. Ora è stata dimessa dall'ospedale, anche se ancora molto provata. La dottoressa che allo IOV ieri è stata accoltellata da un paziente di 85 anni che aveva appena visitato negli ambulatori dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. La ferita alla mano è importante, ma la dottoressa sta recuperando. Questa mattina il direttore generale dello IOV l'ha sentita al telefono. La dottoressa, da un punto di vista fisico, delle ferite che ha avuto, sta facendo i trattamenti che le sono stati prescritti. Sicuramente è una persona molto provata da un punto di vista psicologico per l'atto che c'è stato e si è preoccupata subito ieri, mi raccontano, di come stesse il paziente, un paziente che lei seguiva da tempo. Il direttore generale ha ringraziato gli infermieri che hanno soccorso la dottoressa ferita e si sono presi cura degli altri pazienti e anche dell'aggressore stesso, che è stato fermato e arrestato dalla polizia e ora è ai domiciliari. Noi ovviamente come istituzione abbiamo a cuore i nostri pazienti, anche un paziente che si è comportato così, questo però non fa passare in secondo piano il fatto che assolutamente nessun gesto violento verso nessuno, ma verso i sanitari in particolare che lavorano per dare una risposta ai bisogni di salute dell'utenza può essere giustificato. Negli ultimi mesi le aggressioni ai sanitari sono aumentate nelle strutture pubbliche, lo denunciano i sindacati che tornano a chiedere presidi di polizia negli ospedali. Chiediamo a gran voce che vengano intensificati i presidi delle forze dell'ordine all'interno degli ospedali. La UIL FPL esprime solidarietà a tutti i lavoratori che continuano a subire violenze fisiche e verbali. Bisogna mettere dei presidi delle forze dell'ordine stabili all'interno dei presidi ospedalieri e agire sulla videosorveglianza. Ecco, da questo punto di vista è necessario incrementarla e appunto poi creare anche quelle condizioni di accesso alle strutture, perché i cittadini quando accedono devono essere consapevoli che da noi viene garantita la salute.